Eder. Mech. Pallister. Un maglione di colore giallo, un paio di guanti in pelle e oltre 700 arnesi tra coltelli, forbici e cesoie, sono solo alcuni degli oggetti che la polizia ha sequestrato a Sebastiano Visintin. Il caso che ha coinvolto Liliana Resinovic, trovata morta a Trieste nel 2022, continua a sollevare forti interrogativi e sospetti. Soprattutto grazie all'incessante determinazione del fratello Sergio Resinovic, che non ha mai accettato la versione ufficiale del suicidio. Fin dall'inizio, Sergio si è battuto strenuamente perché l'indagine proseguisse, impedendo che il caso venisse archiviato. E il suo impegno si è concretizzato nell'atto d'accusa messo sul nome del cognato, Sebastian Visintin. Secondo quanto raccontato, le radici dei sospetti di Sergio risiedono nelle dichiarazioni a dir poco contraddittorie fornite da Visintin nei giorni successivi alla scomparsa di Liliana. In particolare, il ritardo nel sporgere denuncia e una serie di depistaggi hanno fatto sorgere il sospetto che dietro il comportamento del cognato vi sia un dissimulato interesse nel mantenere il controllo su di lei, nonché nel preservare una stabilità economica che il rapporto tra loro appariva essere in grado di garantire. Questa dinamica, infatti, fa emergere l'ipotesi che la stessa Visintin temesse una perdita sia sul piano personale che economico, in quanto una possibile separazione avrebbe messo a repentaglio la sua bella vita fatta di viaggi, momenti di svago e abitudini consolidate, come quella di frequentare saune e cene con gli amici. Inoltre, emerge una questione economica di rilievo. Liliana, infatti, sembrava intenzionata a cambiare vita e a ricominciare altrove, in compagnia di Claudio Sterpin. Tale decisione, secondo Sergio, avrebbe potuto arrecare seri problemi a Visintin, il quale, in un primo momento, si sarebbe presentato addirittura a contattarlo al laboratorio di coltelli, lamentandosi apertamente delle difficoltà finanziarie e dichiarando di non riuscire a vivere senza il contributo economico derivante dalla presenza di Liliana. Nonostante tali richieste, che in realtà non facevano parte di una richiesta diretta di denaro nei confronti di Sergio, il fratello ha rimarcato come il problema economico fosse solo uno degli aspetti del quadro complessivo, il cui nocciolo risiedeva nel mistero della scomparsa della donna. Da un punto di vista narrativo, Sergio evidenzia come le molteplici dichiarazioni incoerenti e i comportamenti evasivi di Visintin abbiano alimentato nel tempo il sospetto che vi fosse ben altro dietro la morte di Liliana. Il racconto appare articolato intorno a una serie di elementi che, messi insieme, delineano un quadro ricco di ambiguità. Da un lato, il rifiuto categorico di Sergio di accettare la tesi del suicidio, e dall'altro, le evidenti contraddizioni e il ritardo di Visintin nel voler procedere con una denuncia. Elementi che suggeriscono un possibile tentativo di occultare la verità. L'insieme di questi elementi, il rigore nel non accettare la versione ufficiale, la tempestiva azione giudiziaria nei confronti del cognato, e le dichiarazioni che evidenziano non solo discrepanze, ma anche possibili motivazioni economiche alla base delle azioni di Visintin, costituiscono oggi la base su cui poggia il persistente sospetto che la morte di Liliana non possa essere accolta come un semplice gesto suicida. Sergio, dunque, chiede a gran voce che l'indagine non solo venga approfondita sul piano personale, ma venga estesa anche all'intera cerchia di conoscenze di Visintin, in modo da far luce su tutti gli aspetti che potrebbero contribuire a spiegare la vicenda in tutta la sua complessità. In conclusione, la narrazione di Sergio Resinovic si configura come un appello alla verità e alla giustizia, esortando le autorità a non accontentarsi delle sole spiegazioni ufficiali e a investigare a fondo su una serie di elementi che, messi insieme, potrebbero rivelare dinamiche nascoste dietro la tragica scomparsa della sorella. Recenti sviluppi nel caso di Liliana Resinovic hanno portato alla luce nuove informazioni grazie all'intervento del criminologo Matteo Vinattieri, presidente, che ha contattato gli avvocati Marano e Cozza e Obizzi per segnalare una possibile pista investigativa. Il DR Vinattieri ha avanzato un'ipotesi che potrebbe rivelarsi cruciale: l'eventualità che i due coltelli rinvenuti durante le indagini sul caso di Sebastiano, il compagno di Liliana,
possano contenere tracce di terre rare compatibili con quelle rilevate sui sacchi in cui il corpo della donna è stato ritrovato. È importante sottolineare che questa ipotesi, pur essendo suggestiva, non implica automaticamente la colpevolezza di Sebastiano. Come precisato dal Dr. Vinatieri, le sue osservazioni sono il risultato di un ragionamento scientifico e non hanno lo scopo di accusare direttamente qualcuno, ma piuttosto di fornire un elemento aggiuntivo che potrebbe contribuire a fare chiarezza su questa vicenda intricata. Mi auguro che le sue riflessioni possano essere prese in considerazione e utilizzate per ulteriori approfondimenti. Il primo punto sollevato dal Dr. Vinatieri riguarda Liliana e il ruolo che potrebbe aver avuto nel ritrovamento dei coltelli. Secondo la sua analisi, è possibile che Liliana, durante una delle sue abituali passeggiate nei boschi o nelle aree verdi che era solita frequentare, abbia rinvenuto i 2 coltelli in questione. Forse abbandonati da qualcuno. Una volta tornata a casa, potrebbe averli riposti tra i suoi effetti personali, magari in un cassetto o in un contenitore, senza dare troppo peso al ritrovamento. Questo scenario, sebbene ipotetico, spiegherebbe la presenza dei coltelli tra i suoi oggetti personali. Tuttavia, ciò che rende questa ipotesi particolarmente interessante è il fatto che sui sacchi in cui il corpo di Liliana è stato rinvenuto siano state rilevate tracce di terre rare. Il Dr. Vinatieri ha suggerito che, se i coltelli fossero stati a contatto con quei sacchi, magari nello stesso ambiente o durante un evento specifico, potrebbero presentare tracce delle stesse terre rare. In altre parole, la corrispondenza tra le terre rare sui sacchi e quelle potenzialmente presenti sui coltelli potrebbe rappresentare un elemento chiave per ricostruire parte della dinamica degli eventi. Un aspetto significativo emerso dalle analisi del Dr. Vinatieri riguarda le proprietà delle terre rare stesse, in particolare il quarzo, un minerale che può contenere tracce di elementi rari. Il quarzo, come spiegato, è un materiale largamente utilizzato in vari settori, incluso quello industriale, e potrebbe essere presente in quantità rilevabili in contesti specifici. Nel caso di Liliana, il Dr. Vinatieri ha sottolineato che, se le terre rare rinvenute sui sacchi fossero effettivamente compatibili con quelle eventualmente presenti sui coltelli, ciò potrebbe fornire un indizio importante. Tuttavia, ha anche messo in guardia sul fatto che tali analisi, pur promettenti, non costituiscono una prova definitiva in sé per sé. Per ottenere risultati significativi, sarebbe necessario eseguire accertamenti più approfonditi, possibilmente attraverso tecniche di laboratorio avanzate che permettano di confrontare con precisione le tracce di terre rare e di verificarne l'origine. Solo così si potrebbe determinare se questa pista sia effettivamente utile per il caso o se, al contrario, rappresenti un vicolo cieco. Un altro elemento di interesse riguarda il cerio, una delle terre rare più comuni e rilevanti in questo contesto. Il cerio, come spiegato dal Dr. Vinatieri, è un elemento chimico che può essere presente in composti derivati da terre rare e che viene ampiamente utilizzato in applicazioni industriali, come ad esempio nella lucidatura e nella rifinitura di superfici, comprese quelle metalliche. Questo lo rende un materiale potenzialmente presente in strumenti come i coltelli, soprattutto se utilizzati per scopi specifici o se sottoposti a processi di lavorazione particolari. Il cerio, infatti, può essere impiegato nella produzione di lame per affilarle e renderle più resistenti, ma può anche essere usato nella fase finale della lucidatura per ottenere una finitura liscia e brillante, migliorando così la qualità estetica e funzionale del coltello. La presenza di cerio sui coltelli, quindi, non sarebbe di per sé anomala, ma potrebbe diventare significativa se le tracce di questo elemento fossero compatibili con quelle rilevate sui sacchi. Inoltre, il Dr. Vinatieri ha evidenziato che il cerio può essere presente sotto forma di ossido di cerio, una polvere che, mescolata con acqua o altri leganti, viene utilizzata per creare una pasta abrasiva impiegata in vari processi di lavorazione. Dal punto di vista pratico, il Dr. Vinatieri ha suggerito che il cerio potrebbe essere applicato su materiali come ruote di feltro o pelli durante la lucidatura finale di un coltello. Questo processo, comune nella produzione di lame di alta qualità, potrebbe lasciare tracce residue di cerio sulla superficie del coltello stesso.
Se tali tracce fossero compatibili con quelle rinvenute sui sacchi, ciò potrebbe indicare un collegamento tra i coltelli e l'ambiente in cui il corpo di Liliana è stato trovato. Tuttavia, ha anche precisato che il cerio può essere presente in alcuni abrasivi o rivestimenti avanzati, anche se il suo uso diretto nella filatura non è particolarmente comune per questa attività specifica. Infine, il Dr. Vinatieri ha menzionato il neodimio, un altro elemento appartenente alla famiglia delle terre rare. A differenza del cerio, il neodimio non viene utilizzato direttamente nella filatura dei coltelli, ma è noto per le sue applicazioni in magneti potenti, come quelli al neodimio, che possono essere incorporati in strumenti o dispositivi di affilatura magnetici per mantenere le lame in posizione durante il processo di lavorazione. Tuttavia, nel contesto di questo caso, il Dr. Vinatieri ha chiarito che l'eventuale presenza di neodimio sui coltelli sarebbe più probabilmente un risultato indiretto, magari legato a un contatto con strumenti o ambienti in cui il neodimio è stato utilizzato, piuttosto che a un suo impiego diretto nella lavorazione dei coltelli stessi. In conclusione, le osservazioni del Dr. Vinatieri rappresentano un contributo potenzialmente significativo per le indagini sul caso di Liliana Resinovic. La possibile corrispondenza tra le terre rare presenti sui sacchi e quelle eventualmente rilevabili sui coltelli potrebbe aprire nuove prospettive investigative, ma richiede ulteriori analisi per essere confermata. Resta da vedere se questa pista porterà a risultati concreti o se, come spesso accade in casi complessi come questo, si rivelerà un'ipotesi interessante ma non decisiva. Nel frattempo, continuo a seguire gli sviluppi di questa vicenda con attenzione, nella speranza che si possa finalmente fare luce sulla verità. Liliana Resinovic, conosciuta come Lilly, era una donna triestina di 63 anni, ex dipendente della regione Friuli Venezia Giulia, in pensione al momento della sua scomparsa. Viveva nel quartiere di San Giovanni a Trieste con il marito Sebastiano Visintin, un ex fotoreporter. La mattina del 14 dicembre 2021, Liliana uscì di casa intorno alle 8:30, dopo aver salutato il marito alle 7:45. Secondo quanto dichiarato da Visintin, la donna sarebbe dovuta andare a casa di Claudio Sterpena, un amico di lunga data con cui Liliana aveva un rapporto stretto, descritto da alcuni come una relazione extraconiugale. Alle 8:22, Liliana inviò un messaggio a Sterpena, avvisandolo di un leggero ritardo e della necessità di passare in un negozio. Dopo quel momento, il suo telefono smise di registrare attività, e di lei si perse ogni traccia. La sera dello stesso giorno, Visintin denunciò la scomparsa della moglie. Le ricerche, che coinvolsero forze dell'ordine, volontari e squadre specializzate, durarono settimane senza esito. Il 5 gennaio 2022, il corpo di Liliana fu ritrovato in un'area boschiva del parco di San Giovanni, a meno di 1 chilometro dalla sua abitazione. Il cadavere era avvolto in 2 sacchi neri per la spazzatura, uno dalla testa e uno dai piedi, con 2 sacchetti trasparenti da alimenti sulla testa. La scena appariva anomala, i sacchi erano puliti e integri, i vestiti di Liliana non presentavano segni di sporco, e il corpo non mostrava segni evidenti di decomposizione. Nonostante fossero passati 22 giorni dalla sparizione, nella borsa a tracolla della donna furono trovati solo una mascherina, fazzoletti, una bottiglietta, occhiali e un mazzo di chiavi, ma non documenti, cellulare o portafoglio, che furono rinvenuti a casa. L'autopsia iniziale, condotta nel gennaio 2022, stabilì che Liliana era morta per asfissia, probabilmente per scompenso cardiaco acuto, ma non chiarì se si trattasse di suicidio o omicidio. Non furono rilevati traumi evidenti da aggressione, e gli esami tossicologici esclusero la presenza di farmaci o sostanze stupefacenti. La procura di Trieste, guidata dal procuratore Antonio De Nicolo, ipotizzò inizialmente un suicidio, ma questa teoria fu contestata dalla famiglia di Liliana, in particolare dal fratello Sergio Resinovic, che si oppose alla richiesta di archiviazione del caso presentata nel febbraio 2023. Il giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti respinse la richiesta di archiviazione nel giugno 2023, riqualificando il fascicolo da sequestro di persona a omicidio e disponendo nuovi accertamenti.
Tra i 25 punti da approfondire indicati dal GIP c'erano l'analisi dei tabulati telefonici, l'esame dei dispositivi digitali di Liliana e delle persone a lei vicine, in particolare Visintin e Sterpena, e una nuova perizia medico-legale. A luglio 2023, la procura incaricò Cristina Cattaneo, una delle massime esperte di medicina legale in Italia, di condurre una super perizia sul corpo di Liliana. La riesumazione del cadavere avvenne il 13 febbraio 2024 al cimitero di Sant'Anna a Trieste, seguita da una seconda autopsia. Nel frattempo, emersero dettagli sulla vita privata di Liliana. Messaggi recuperati dal suo iPhone rivelarono che la donna aveva una relazione con Claudio Sterpina e intendeva lasciare Visintin per andare a vivere con lui. Inoltre, un'intercettazione ambientale del marzo 2024 riportò un episodio significativo. Visintina raccontò a una persona che, negli anni 90, Liliana era rimasta incinta di Sterpena, e lui l'aveva accompagnata ad abortire. Questo elemento, secondo la consulente della famiglia Resinovic, Gabriella Marano, suggeriva che Visintin fosse consapevole della relazione extraconiugale della moglie e potesse nutrire sentimenti di gelosia o risentimento. La superperizia di Cristina Cattaneo, depositata in procura a Trieste il 28 febbraio 2025, ha portato a una svolta decisiva. I risultati, pubblicati il 7 e 8 marzo 2025, hanno escluso l'ipotesi del suicidio e confermato quella dell'omicidio. Ecco i punti salienti. Una data e ora della morte. Liliana morì in via di elevata probabilità la mattina del 14 dicembre 2021, entro 4 ore dalla colazione, consumata tra le 8 e le 8:30. Questo colloca il decesso intorno alle 12 dello stesso giorno. L'ultima traccia della donna è un video delle 8:50, ripreso dalla telecamera di un autobus mentre attraversava piazzale Gioberti a Trieste. 2 Luogo della morte. Il corpo non fu spostato dopo la morte. Liliana giaceva in posizione fetale sin dall'evento morte o fu posizionata così entro 6-10 ore. Non ci sono prove di congelamento o trasferimento del cadavere. E le temperature nel boschetto supportano l'idea che il corpo sia rimasto lì per tutto il tempo. Tuttavia, uno zoologo consultato dalla famiglia, Nicola Bressi, aveva dichiarato nell'ottobre 2024 che era altamente improbabile che il cadavere fosse rimasto nel boschetto per 20 giorni senza segni di intervento animale, suggerendo che potesse essere stato collocato lì poco prima del ritrovamento. 3 Causa della morte. Liliana fu uccisa per asfissia meccanica, probabilmente tramite una manovra chiamata chokehold, una tecnica letale che può non lasciare segni evidenti. La perizia ha rilevato lesioni sul volto e sulla mano destra, con 4 punti di impatto distinti, suggerendo una colluttazione. Inoltre, è stata riscontrata una frattura perimortale alla faccetta articolare superiore sinistra della vertebra toracica T2, compatibile con un movimento di iperflessione del collo durante un'aggressione. 4 elementi biologici. Sono stati trovati peli appartenenti a terzi sui sacchetti, sul pube e sugli indumenti di Liliana. La procura ha avviato analisi genetiche per identificare a chi appartengano. 5 anomalie sul cellulare. Un'analisi del telefono di Liliana ha rivelato incongruenze. Mancano chiamate e messaggi nelle ore cruciali della scomparsa, inclusa una telefonata a Sterpin prima di uscire di casa, che invece risulta nei tabulati telefonici. Questo suggerisce che qualcuno potrebbe aver manomesso il dispositivo. Il 12 aprile 2025, come riportato nell'articolo de El Piccolo, Sebastiano Visintin è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario e occultamento di cadavere. La sua casa è stata perquisita la sera dell'11 aprile, con un sopralluogo durato fino alle 5 del mattino del 12 aprile. Secondo fonti vicine alle indagini, nuovi elementi, probabilmente emersi dalla perizia di Cattaneo e dalle analisi genetiche, hanno portato a questa decisione. Inoltre, un post su X del 12 aprile riferisce che Visintin si sarebbe recato in Austria per un giro in bici attorno a un lago. Un comportamento interpretato da alcuni come una possibile fuga inquietante che solleva interrogativi sulle sue intenzioni. Adottiamo ora un approccio deduttivo per analizzare i fatti, combinare i dati e avanzare ipotesi sull'identità del colpevole.
Procederemo per fasi, osservando i dettagli, eliminando le incongruenze e costruendo una teoria coerente. Fase 1. Analisi della scena del crimine e del corpo. Osservazione. Il corpo di Liliana è stato trovato in un boschetto a meno di 1 chilometro da casa, avvolto in sacchi neri e con sacchetti trasparenti sulla testa. I sacchi e i vestiti erano puliti, il corpo non mostrava segni di decomposizione avanzata, e non c'erano tracce di intervento animale, nonostante i 22 giorni trascorsi dalla scomparsa. Deduzione. La perizia di Cattaneo stabilisce che Liliana morì il 14 dicembre 2021 e che il corpo non fu spostato. Tuttavia, l'assenza di decomposizione e di segni animali suggerisce che il corpo potrebbe essere stato protetto o conservato in un ambiente controllato per parte del tempo, per poi essere collocato nel boschetto poco prima del ritrovamento. I sacchi puliti e l'assenza di sporco sui vestiti indicano che Liliana non camminò nel bosco, fu trasportata lì dopo la morte. Conclusione. L'assassino aveva accesso a un luogo dove conservare il corpo e lo ha spostato nel boschetto per simulare un suicidio o depistare le indagini. Fase 2. La dinamica dell'omicidio. Osservazione. La causa della morte è asfissia meccanica tramite chokehold, una presa al collo che richiede forza fisica e, possibilmente, conoscenze di tecniche di immobilizzazione. Sono presenti lesioni sul volto e sulla mano, con 4 punti di impatto, e una frattura alla vertebra toracica. Deduzione. Liliana fu sorpresa alle spalle, il che implica che l'assassino fosse qualcuno di cui si fidava o che la seguì senza farsi notare. Le lesioni sul volto e sulla mano indicano una colluttazione. Liliana tentò di difendersi, ma la sua corporatura minuta non le permise di opporsi a lungo. La tecnica del chokehold suggerisce che l'assassino potesse avere esperienza in arti marziali o tecniche di combattimento, o almeno una forza fisica significativa. Conclusione. L'assassino è probabilmente un uomo, fisicamente più forte di Liliana, e potrebbe avere conoscenze di tecniche di immobilizzazione. La natura dell'attacco indica un'aggressione premeditata, non un crimine passionale improvviso. Fase 3. La finestra temporale e gli spostamenti. Osservazione. Liliana fu vista l'ultima volta alle 8:50 in piazzale Gioberti, a pochi minuti da casa. Morì intorno alle 12 del 14 dicembre. Il suo telefono non registra attività dopo le 8:22, e mancano chiamate e messaggi che invece risultano nei tabulati. Deduzione. Tra le 8:50 e le 12, Liliana si trovava in un luogo dove fu uccisa. La manomissione del telefono suggerisce che l'assassino avesse accesso al dispositivo e tentò di cancellare tracce della propria presenza. La vicinanza del luogo del ritrovamento a casa implica che l'omicidio avvenne in un'area familiare, forse a casa stessa o nelle immediate vicinanze. Conclusione. L'assassino è qualcuno che Liliana incontrò poco dopo le 8:50, in un luogo vicino a casa. La manomissione del telefono indica un tentativo di coprire le tracce, suggerendo che l'assassino avesse un movente personale e temesse di essere collegato alla vittima. Fase 4. I sospettati principali. Analizziamo i 2 principali indiziati, Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin. Sebastiano Visintin. Movente. Visintin era a conoscenza della relazione di Liliana con Sterpin e del suo desiderio di lasciarlo. L'intercettazione dal 1990 al 1991, in cui racconta dell'aborto di Liliana, suggerisce che il tradimento della moglie fosse una ferita aperta. La gelosia o la paura di perdere il controllo sulla relazione potrebbero averlo spinto a un gesto estremo. Opportunità. Visintin ha dichiarato di essere uscito di casa alle 7:45, ma non ci sono prove concrete dei suoi spostamenti nella mattinata del 14 dicembre. La perizia indica che Liliana morì intorno alle 12, e Visintin potrebbe essere tornato a casa o averla incontrata altrove. La manomissione del telefono di Liliana implica che l'assassino avesse accesso ai suoi effetti personali, e Visintin, vivendo con lei, aveva questa possibilità. Mezzi. Visintin, 75 anni all'epoca, è un ex fotoreporter, non un atleta, ma la sua corporatura maschile gli avrebbe comunque dato un vantaggio fisico su Liliana. Non è noto se avesse conoscenze di tecniche come il chokehold, ma la forza necessaria per sopraffare una donna esile non richiede un addestramento specifico.
Comportamento post-omicidio. Visintin denunciò la scomparsa la sera del 14 dicembre, ma il suo comportamento successivo è stato descritto come ambiguo. Ha cambiato posizione sul suicidio, e il suo recente viaggio in Austria per un giro in bici, riportato su X il 12 aprile 2025. Potrebbe essere interpretato come un tentativo di allontanarsi dalla pressione mediatica e investigativa. Claudio Sterpin. Movente. Sterpin, 82 anni all'epoca, aveva una relazione con Liliana, che intendeva lasciare Visintin per lui. Tuttavia, non emergono motivi evidenti per un omicidio. Al contrario, Sterpin ha sempre sostenuto che Liliana fosse stata uccisa e ha accusato Visintin, dichiarando che Lily è stata pestata e soffocata, forse con un cuscino. Un movente potrebbe essere legato a un rifiuto improvviso di Liliana di proseguire la relazione, ma non ci sono prove in tal senso. Opportunità. Liliana doveva recarsi a casa di Sterpin la mattina del 14 dicembre. Il messaggio delle 8:22 indica che era in ritardo, ma non è chiaro se arrivò effettivamente da lui. Se Sterpin l'avesse incontrata, avrebbe avuto l'opportunità di commettere il crimine. Tuttavia, la sua età avanzata solleva dubbi sulla sua capacità fisica di sopraffare Liliana e trasportare il corpo nel boschetto. Mezzi. Sterpin è un ex podista, soprannominato l'Etiope di Trieste, con una carriera sportiva di 60 anni. La sua esperienza atletica potrebbe suggerire una conoscenza di tecniche fisiche, ma a 82 anni è improbabile che avesse la forza per eseguire un chokehold e trasportare un corpo. Inoltre, non aveva accesso diretto al telefono di Liliana, a meno che non fosse andato a casa sua. Comportamento post-omicidio. Sterpin ha collaborato con le indagini, partecipando a sit-in e petizioni per chiedere giustizia per Liliana. Non ha mostrato segni di voler depistare le indagini. Fase 5. La teoria deduttiva. Ricostruzione dei fatti. Liliana uscì di casa intorno alle 8:30, dopo aver comunicato con Sterpin. Fu vista alle 8:50 in piazzale Gioberti, a pochi minuti da casa. Tra le 8:50 e le 12, incontrò il suo assassino, che la uccise con una presa al collo, probabilmente in un luogo chiuso. Il corpo fu conservato per alcuni giorni in un ambiente controllato, poi trasportato nel boschetto e avvolto nei sacchi per simulare un suicidio o depistare le indagini. Il telefono di Liliana fu manomesso per cancellare tracce dell'assassino. Identificazione del colpevole. Sebastiano Visintin è il sospettato più probabile. Aveva un movente, l'opportunità, e i mezzi. La sua conoscenza della relazione extraconiugale, il controllo sugli effetti personali della moglie e il suo comportamento ambiguo rafforzano i sospetti. Sterpin, pur avendo un'opportunità teorica, manca di un movente chiaro e della capacità fisica per commettere il crimine e occultare il corpo. Elementi da approfondire. Le analisi genetiche sui peli trovati sul corpo di Liliana potrebbero fornire la prova definitiva. Se appartengono a Visintin, il caso sarebbe chiuso. Inoltre, gli spostamenti di Visintin nella mattinata del 14 dicembre devono essere verificati tramite telecamere o testimoni. Infine, il cuscino menzionato da Sterpin potrebbe essere un elemento chiave. Se Visintin lo ha rimosso, potrebbe essere una prova del suo coinvolgimento. Il caso di Liliana Resinovic, dopo oltre 3 anni di indagini, sembra avviarsi verso una risoluzione con l'iscrizione di Sebastiano Visintin nel registro degli indagati per omicidio e occultamento di cadavere. La superperizia di Cristina Cattaneo ha escluso il suicidio, confermando che Liliana fu uccisa per asfissia meccanica il 14 dicembre 2021. Probabilmente nel luogo del ritrovamento o nelle immediate vicinanze. L'analisi deduttiva punta il dito su Visintin come principale sospettato. La gelosia, l'accesso ai mezzi e il comportamento post-omicidio lo rendono il candidato più probabile. Tuttavia, le indagini genetiche e ulteriori verifiche sugli alibi saranno cruciali per confermare questa ipotesi. Nel frattempo, la comunità triestina e l'opinione pubblica attendono risposte definitive, sperando che giustizia venga fatta per Liliana Resinovic. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.